Massimo Follesa, portavoce del Covepa, in queste ore la Regione Veneto ha diramato una nota in cui spiega sostanzialmente che potrebbero esserci dei problemi per la stessa Pedemontana Veneta per quanto riguarda il casello che dovrebbe essere costruito a Montecchio Maggiore, il casello diciamo di intersezione con l'autostrada Brescia-Padova. La Regione Veneto sostiene che poiché non ci sono certezze per quanto riguarda la realizzazione della TAV, questa situazione di interferenza in qualche maniera potrebbe bloccare anche la realizzazione dello svincolo tra la Pedemontana Veneta, dell'innesto tra la Pedemontana Veneta e l'autostrada Brescia-Padova. Voi quest'uscita della Regione come l'avete presa? Abbiamo presa come l'ennesima toppata fatta dalla struttura pedemontana veneta. È un problema molto serio, lo conosciamo dal 2013, dall'approvazione dell'esecutivo. Ci sono larghi tratti dell'esecutivo che sono stati di fatto stralciati dal progetto. Uno è questo, cioè l'interconnessione con A4, ed evidentemente nel nodo di Montecchio i problemi non sono solo con A4, anche con TAV. Questa cosa si sa dell'interconnessione con TAV? Ecco, proprio per il fatto che si sa, è possibile pensare che in qualche maniera la Regione su questo tema anche nei mesi passati, negli anni passati, abbia venduto la pelle dell'orso prima del tempo? Ma è certo che l'ha venduta. Allora, a Montecchio abbiamo un nodo delicatissimo, addirittura da quando c'era Chisso, perché lì si concentrano la Pedemontana, la TAV, l'A4, l'allargamento dell'A4 con le tangenziali venete, no? Quindi stiamo parlando di un nodo più tutta la concentrazione del flusso degli inquinanti. È un tema gigantesco, insomma, no? Ecco, se ci fosse qualcuno che in questo momento accusasse, il Ministero delle Infrastrutture di aver in qualche maniera gettato un sassolino nell'ingranaggio della Pedemontana Veneta, fermo restando che voi il Ministero lo avete criticato da sempre, direbbe una cosa corretta o sarebbe invece come una fuga in avanti? È una cazzata ciclopica, non vale neanche la carta su cui è stata scritta sta roba, insomma, no? Anzi, il problema più serio è che la Pedemontana è stata congegnata e salvata da Zaia come un meccanismo finanziario. Del progetto non gliene frega nulla, non hanno mai guardato le carte, non si sono mai concentrati su questa problematica che è il nodo iniziale con cui Pedemontana nasce, dimostrando no, come abbiamo detto spesso, no, che il tratto di ovest della Valle del Lagna è un tratto inutile, mal progettato e mal pensato e mal congegnato. Ecco, un'ultima domanda. Ci sono problemi, sembrano esserci problemi gravi a livello di Montecchio Alto Ceccato. Ci sono problemi gravi per quanto riguarda la galleria dalla parte di Malo. Ci sono problemi gravi relativamente al cantiere che da parte di Castelgomberto è di fatto venuto giù. Non è che i proponenti di quest'opera, che è il gruppo italo-spagnolo SIS, ha molto puntato, molto scommesso sulla parte finanziaria a discapito della parte progettuale, fermo restando che voi nei confronti dell'intero progetto comunque esprimete una fortissima critica? Ma questo è la realtà dei fatti, è vero questo. Nel 2017 avevamo proposto a Regione di stralciare il tratto ovest, di ritornare su un progetto più fattibile, proprio togliendo l'asse della Valle del Lagno, trasformando in una tangenziale e nulla di più il tratto in Valle del Lagno. L'innesto sulla TAV e sulla 4 porta anche dei problemi che sono di difficile risoluzione. C'è un contenzioso aperto tra SIS e RFI a Palermo sulla metropolitana circolare di Palermo. C'è un problema molto serio di rapporti tra le barriere di Pedemontana con l'innesto sulla 4, sulla 31 e sulla 27, tutta gestita adesso dalla famiglia Benetton e delle sue controllate. Quindi è un problema che dal punto di vista tecnico trasportistico è stato sottovalutato in una maniera incredibile. Non sono neanche degni di pulire le scarpe Ranger Vernizzi, anche se noi lo abbiamo sempre considerato con una certa distanza, proprio perché rappresentava Vernizzi è l'ex commissario alla Pedemontana. Rappresentava proprio colui il quale comunque dal punto di vista tecnico il progetto lo teneva in mano, no? Con cui ci siamo confrontati aspramente sulla questione dei pedaggi, degli indennizi. Mentre agli espropriati. I nuovi responsabili della infrastruttura tecnica non sono all'altezza, secondo voi? Certo, hanno preso in mano un progetto e procedono a vista. Questa questione dimostra anche una sottovalutazione
situazione ancora più grave, che il progetto di Pedemontana comunque in origine non ha mai considerato le relazioni con le ferrovie e con la parte del trasporto su ferro. Ecco, vorrei chiedere una cosa, è una domanda alla quale se possibile chiedo una risposta con un sì o con un no. C'è a questo punto la possibilità o la possibilità quasi certa che eventuali ritardi, ma soprattutto che il fatto che l'autostrada comincia a essere non profittevole perché a causa di queste interruzioni l'utenza non la sfrutterà, c'è il rischio che questi ritardi e questi problemi li pagherà la regione con le sue casse, con le sue tasche? Certo, perché il contratto prevede, questo è certissimo, il contratto prevede proprio che la regione superisca in mancanze di introiti da parte del pedaggio. Quindi sì, se sta in una botte di ferro.